Bene, ci siamo tutti. Sì, direi sì, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per aver risposto presenti con così poco avviso. Dopo qualche giorno di giusto festeggiamento e di giusti colloqui, vi abbiamo convocato oggi per alcune informazioni. Lascio la parola al Presidente, Andrea Bertolini. Prego, Press. Grazie Daniele. Siamo qui riuniti 1, 2, 3, 4, questa sarebbe la quinta volta. Questo sarebbe il nostro quinto anno. E nel programma del 2018 ci eravamo sbilanciati e avevamo preso un impegno con le persone presenti in sala a consigliare. Diciamo che con grande soddisfazione personale siamo riusciti a mantenere quell'impegno anche con un anno di anticipo e abbiamo riportato il Porto Gruaro in una categoria che gli spetta di diritto, che è quella della Serie B, e da lì a salire, se ci sarà qualcuno che darà una mano. Bene, detto questo, oggi siamo qui riuniti perché vi volevo presentare la nuova direzione della squadra del 2022-23, un signore che non conoscete, che è il signor Mauro Conte, che ha accettato l'invito, e il nuovo direttore sportivo che con grande piacere, orgoglio, metteteci tutti i superlativi che volete, e il signor Alessio Sesto. Dopo aver mantenuto la promessa, stiamo cercando quest'anno di dare anche una struttura a questa gloriosa società per il futuro. E credo che partiamo da due nomi molto importanti, persone abituate a vincere, persone abituate a lavorare in associazioni sportive organizzate. La loro esperienza ci aiuterà e aiuterà anche noi a crescere. Non ho molte altre cose da dirvi, se non che quest'anno purtroppo abbiamo sempre allestito squadre partendo dalla promozione dove l'impegno era quello di vincere, e qua di fronte avete delle persone abituate a vincere, quindi dovremmo calarci nella mentalità che partiamo in un campionato nuovo, difficile, una categoria che sono quasi 20 anni che a Portogruaro non si fa, dove partire per vincere diciamo che non possiamo dirlo quest'anno. Io mi accontenterei, sarei molto felice se fossimo salvi già a febbraio. Se salvo a febbraio, se vince il Presidente. Fate i conti giusti. Furbo lei. Bene, ecco, volevo dirvi questo, quindi penso che ci toglieremo qualche bella insomma, soddisfazione e vediamo. Grazie a tutti, siete sempre gentilissimi con noi, quindi sono molto felice, continuate così, noi vi vogliamo bene ed è reciproco, e lascio la parola al mister. Grazie, allora un saluto a tutti, sono molto contento della situazione che si sta creando, devo dire la verità. A fine campionato ero un po' dubbioso se rimanere o meno, non perché mi sia trovato male, anzi, ma proprio perché è stato un anno indimenticabile e dopo pensi magari nel giro di 2 o 3 mesi puoi rovinare tutto e
far cadere tutto nel dimenticatoio, ero molto dubbioso. Sono andato al colloquio con la società pieno di dubbi, invece ho trovato delle persone che hanno le idee chiare, che mi hanno stupito sotto certi aspetti per la voglia di migliorare, per la voglia di fare una cosa pensata, ragionata e intelligente, e quindi con grande entusiasmo ho deciso di rimanere. Sappiamo benissimo che è lo scalino più grosso, l'eccellenza e la Serie D è lo scalino più grosso per un giocatore di calcio, perché si passa da fare i dilettanti a quasi i semiprofessionisti, quindi non sarà facile. Le statistiche dicono che 7-8 squadre su 10 che vanno su tornano giù subito alla prima esperienza, quindi bisogna essere consapevoli che è un anno difficile, che sarà. Però noi abbiamo l'obiettivo di crescere, di mantenere la categoria nel miglior modo possibile, tutti insieme, con l'entusiasmo giusto, cercando di sbagliare il meno possibile, e siamo qua e si parte con un grandissimo entusiasmo. Quello che basta, non ho altro da aggiungere. Bene, direi Diamo la parola che ad Alessio Sesto. Sì, io partirei sicuramente con il ringraziare la società che mi dà questa opportunità, e sicuramente è stata per me una scelta importante, perché comunque ho fatto un percorso qui da giocatore, abbiamo ottenuto, grazie alla società e alla squadra e al mister, risultati importanti, e il presidente mi ha appunto offerto questa opportunità e sinceramente l'ho colta al volo con un entusiasmo incredibile, perché comunque è quello che vorrei fare terminata la carriera. Quindi ho colto questa opportunità perché ho avvertito che c'è veramente una gran voglia di crescere, di migliorare, e quindi con grande entusiasmo ho preso questo percorso. So che ci sarà molto lavoro da fare, ma con una società così che ha voglia di crescere, uno staff, comunque questa cosa è stata anche accompagnata dal fatto che con il mister c'è un rapporto fantastico che si è creato quest'anno, e quindi questo per me sarà un valore aggiunto, e poi, come detto, ci vuole entusiasmo, organizzazione, tanto lavoro, e ci possiamo togliere soddisfazioni anche quest'anno. Si parte sicuramente con altri obiettivi, ma mi viene da pensare che l'obiettivo principale forse è consolidare questa categoria. Non è una cosa banale, si dice sempre bisogna consolidare la categoria, ma cosa significa? Significa prendere consapevolezza che si può fare questa categoria e da lì poi aggiungere e crescere di anno in anno. Quindi consapevolezza da parte della società che si può fare questa categoria in un certo modo, da parte del gruppo, da parte dello staff, in primis io, e quindi questo secondo me è un tassello importante che dobbiamo mettere, dobbiamo fare di tutto quest'anno per fare tutto questo. Mi viene solo una battuta da dire, nel senso che quest'anno siamo diventati maggiorenni anche noi, no? Perché dopo 18 anni il Portogallo è ritornato in quarta serie e quindi ha coinciso con il quarto anno nostro, però quindi 18 è l'anno della maturità, e sicuramente noi abbiamo la profonda convinzione di fare assolutamente bene, perché sulle basi tracciate quest'anno sicuramente ci ripeteremo con un lavoro intenso, un sacrificio, ma anche con momenti di puro divertimento che in qualche maniera hanno accompagnato tutto il campionato. Quindi sicuramente la società è coesa, unita per fare bene, e vedrete che alla fine qualche soddisfazione, come dicevano prima, ce la toglieremo, quindi avanti tutta. Bene, lasciamo la parola se avete qualche domanda da fare. Facciamo una domanda a ciascuno, così facciamo un giro tutti quanti, che se no uno fa tutte le domande e si esauriscono per i successivi. Avete già idee per la campagna acquisti?
Diciamo la parola a chi? Presidente o al direttore del Soprio? No. Sì, adesso la decisione è stata presa da poco e la prima cosa da fare comunque è incontrarci e chiaramente mettere le basi per poi partire, quindi adesso sicuramente è presto, tra virgolette, ma siamo già pronti per intervenire, ma dobbiamo avere un quadro completo della situazione che con il mister decideremo da farsi. Come dice qualcuno, dovremmo avere molte interlocuzioni, questo è un termine che va di moda, Sì. interlocuzioni. Luca? Sì, io resterei su questo tema perché è inevitabile. Facendo però un passo indietro, il mister quest'anno ha utilizzato 25 giocatori, 26 anche contando Sbaraini che è andato via a dicembre. 2 di questi, d'accordo, Daniele e Di Pozzano, non c'entrano, non c'entrano, erano, diciamo, c'entrano, benissimo. Di questi 25, è chiaro che non vogliamo nomi tutti adesso, cioè c'è una base di già confermati, se sì quanti, e numericamente quante persone nuove dovrebbero fare a caso della nuova rosa della Serie D, e se per cortesia mi aggiornate su quanti e quali classi di giovani saranno obbligatorie per il campionato di Serie B che comincerà. Allora, ci sono 4 fuori quota, 2001, 2002, 2003 e 2004 da schierare in campo. Come diceva il direttore, non abbiamo ancora, non siamo seduti al tavolino, sarà una cosa che tra l'altro che faremo domani, perché andiamo a vedere la partita a Castelfranco del Giorgione, ci troviamo prima per fare proprio una chiacchierata generale. Quindi il fatto dei confermati e degli inconfermati è ancora, si risolverà entro questa settimana sicuramente, credo. È chiaro che soprattutto il 2003-2004 dovremo valutare bene, perché non abbiamo una grande scelta in questo momento, quindi dovremo andare a cercarli e poi per il resto bisognerà vedere che tipo di budget abbiamo, che tipo di potenzialità potremmo avere, però sicuramente non faremo una rivoluzione, perché vorremmo dare una continuità al lavoro che è stato fatto l'anno scorso. Ecco, per quanto riguarda gli allenamenti, no? La Serie D si divide, anche l'eccellenza però in modo meno significativo, però la D si divide già dai tempi in cui la facevano negli anni 90, fine anni 90 e primi anni 2000, si divideva in queste 2 grandi classi, quelli che si allenano di pomeriggio e quelli che si allenano di sera. È sempre stato così, no? Non è professionismo, non è dilettantismo, è una via di mezzo, e lì poi si vanno a spartire le ambizioni e i programmi, eccetera, anche su questa base dell'orario degli allenamenti. Voi continuerete a fare allenamenti serali? Questa sicuramente sarà una decisione che prenderemo in base a tutti i discorsi che abbiamo detto fino a poco fa, e sarà una conseguenza del discorso che faremo appunto con il mister. Sicuramente, come ha detto lei, ci sono queste 2 situazioni, però a prescindere dalla strada che decideremo di prendere, io penso che ci sono anche altre cose importanti che ha dimostrato questo gruppo di avere valori importanti, che anche se dovessimo prendere la decisione di continuare con l'orario serale, penso che possiamo sopperire con questi valori e tirare fuori il massimo anche da questa situazione. Ne sono estremamente convinto e, come detto, poi si deciderà insieme il percorso da intraprendere. Sì, anche perché guardando i nomi che erano in rosa lo scorso anno, se ci si deve allenare il pomeriggio, cioè bisogna fare una rivoluzione completa.
una rivoluzione completa comporta una spesa doppia perlomeno, perché devi trovare persone che fanno solo quello. Quindi bisognerà valutare tutte queste cose. Diciamo che allora possiamo cominciare a Di sera, 7-8 Comunque possiamo invece... No, siamo entrati in argomento, cioè c'è qualcuno che si è fatto magari avanti per dare una mano oppure siete ancora da soli? siamo solissimi. Ce n'è qualcuno al bar. Sì. Qualcuno al bar? Tanti a bar. Sì, Gigi ma buoni. Tanti a bar. sì, uno ha messo la mano in tasca, aveva 2-3 euro. Ah no, ma credo che insomma qualcuno si avvicinerà. No, insomma. Vedremo. In questo momento no, anche perché vorrei capire avvicinarsi in che modo. Cioè, io quest'anno resto, non ho nessuna intenzione di andare. Io anche qui ci sono tanti posti. Sì, sì. Allora, posso fare io Domenico resta. alcune considerazioni da tifoso, e al tifoso si perdonano anche le domande scomode, no? Era il 27 luglio 2018 quando lei aveva fatto le promesse, l'altra volta non si ricordava ben la data, no? E lei aveva come obiettivo il traguardo Serie D, però non ha detto se per caso non l'avesse raggiunto se sarebbe rimasto o meno per stare in tema, no? E è una curiosità sapere se si era dato i 5 anni, ce la faccio o mollo. Poi sulla considerazione che ha fatto il mister, se restare o no, perché insomma voleva lasciare un buon ricordo, lo capisco, perché se andiamo a guardare il percorso di questi 4 anni, partendo dalla promozione conquistata il primo anno, in sala stampa Moras aveva concluso che era il frutto di un lavoro, insomma il risultato finale della Serie D. Però ci siamo arrivati con 6 allenatori /7, se consideriamo Mioli, perciò capisco, insomma, anche perché c'era un'affermazione un po' sibillina su una, sempre qua in sala stampa, dicendo certe cose è meglio che voi non le sappiate, no? Sulle difficoltà durante il percorso. Allora, in considerazione di tutto quanto ho appena affermato, lei dovesse tornare indietro, rifarebbe tutte le scelte che ha fatte, è soddisfatto del risultato comunque, è normale che qualche errore magari sia stato fatto, o rifarebbe tutto dall'inizio alla fine? Visto come è andata, io ripeterei esattamente quello che è accaduto, cioè cos'è che rammarico, ripeto sempre quello, il rammarico è non essere andati su 2 anni prima, perché come dice il buon Gianluca, anche secondo lui andavamo su come schegge, se facevamo anche le altre 8 partite. Quindi, Poi dopo 7 allenatori. 7 allenatori. Io ho finito i panettoni, quindi Conte quest'anno gli è andata bene. Dai. No. Poi il mister che è stato lui a dire... No, io non è che ho paura che mi mandino via. Se avessi paura di questa cosa qui dovrei cambiare mestiere, perché fa parte del mio mestiere, sono legato ai risultati, sono legato a tante cose, mi devo prendere delle responsabilità, giustamente, poi pago eventualmente come è giusto che sia. La cosa è che se non sei convinto che le cose siano fatte in una maniera determinata, prenderti la responsabilità, ci pensi. Invece ho parlato con la società, le idee sono chiare, l'entusiasmo c'è, hanno avuto anche delle idee importanti e mi prendo la responsabilità, so benissimo. Ecco, dispiace magari che quell'anno che hai fatto nel giro di 3 mesi, se le cose non vanno bene, perché poi quando ti mandano via cade un po' insomma è stata un'opera d'arte quest'anno in tanti sensi. Dispiacerebbe, però alla fine è più la voglia di fare un altro anno che il pensiero. Sarà sempre senza il secondo?
No, stavamo parlando proprio di quello qualche giorno fa e penso che mi farò dare una mano da una persona che adesso individueremo. A tal proposito faremo un'ulteriore conferenza stampa tra qualche giorno, nelle prossime settimane, quando andremo ad ufficializzare tutto lo staff completo, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista organizzativo. Ci stiamo lavorando, dobbiamo come... Rosa di giocatori compresa? Come? Rosa di giocatori compresa? No, mi riferisco allo staff tecnico e allo staff organizzativo che gioco forza andremo a valutare il cambiamento, l'inserimento di qualche pedina, perché la categoria ce lo impone, insomma, e perché siamo convinti che maggiore organizzazione tu dai, meglio lavoro. Quindi prossimi giorni, insomma. Oggi abbiamo già fatto bene. La convenzione con il Portogruaro è rinnovata? La convenzione scade il 30 giugno e siamo qua in attesa. Comunque il sindaco l'ho visto bene l'altra sera. Il consiglio comunale? No, fuori. Perciò non è stata mandata la disdetta che aveva annunciato? Sì, certo. Ah, è stata fatta. Poi dal 1 di luglio ufficialmente non potremo più entrare. Visto che stiamo parlando di campi, confermiamo, Presidente, che il quartier generale, chiamiamolo così usando un termine abusato, comunque dove andremo ad allenarci anche per la prossima stagione sarà con soddisfazione del mister e di tutti, perché insomma l'impianto è un ottimo impianto per la categoria, anzi potrebbe ospitare anche categorie di serie superiore. C'è qualche altra domanda? Prego. A gennaio io avevo fatto una chiacchierata con lei e proprio diceva che aveva proseguito questa formazione di direttore sportivo e che desiderava, se c'era la proposta, di continuare a nome dei tifosi e ragazzi di tutti. Aspettavano questa notizia, devo fargli i complimenti e augurargli un buon lavoro e soprattutto che ogni tanto salga a quelle scaline e venire a trovarci lassù. Anche a vedere partito perché si vede bene, molto bene. No, scusi, intanto dovresti ringraziare me che l'ho detto io. Lei a prescindere ringraziare, cioè lei non è escluso da nessuna ringraziamento per questa opera d'arte che ha definito Mister Conte. A Mister Conte invece sempre a gennaio, prima della partita dell'Opertigina, avevo raccolto qualche domanda dei tifosi e avevo fatto la domanda sul gruppo e sul famoso attaccante da 20 gol. Il giorno dopo la partita l'attaccante da 20 gol era diventato da 20 panini, che è quello che anche ci ha portato avanti Todorico con il gol di Castelfranco Veneto, per cui l'ha azzeccata giusta. È una cosa che però è rimasta tutto il ritorno della parola gruppo. Io ho provato varie volte a provocarlo di nominare il giocatore della partita. Non ha mai, non è mai stato in grado di dire, perché per lei era importante il gruppo. E vedo che anche questo anno va nella stessa ottica. Ma questo gruppo ce la facciamo? Che lei ha già in mente, perché la conosco. Io non ho la sfera magica, io dico che questo gruppo qui è arrivato per delle qualità sia tecniche ma anche per una mentalità importante. Credo che bisognerà fare delle valutazioni per bene e sicuramente c'è da mettere le mani, la punta da 20 gol per come giochiamo noi deve anche difendere, perché a me piacciono le punte che difendono. Lui era da 20 panini. E chi difende e corre di solito fa fatica a farne 20. E quindi sarà da valutare tutto questo, ma abbiamo il tempo giusto per lavorare bene, per creare una squadra competitiva e per toglierci delle soddisfazioni. E ultima considerazione per tutti, grazie. E quando sarà una festa con i tifosi? Infatti tutte le domeniche. Siamo rovinati, tra cene e cose, una roba devastante. All'inizio stagione. È bello poi di vincere alla fine.
tutti i tasselli saranno al loro posto, può essere che magari la facciamo anche qua con i tifosi, adesso vediamo, lasciateci lavorare che ne abbiamo tanto di lavoro. C'era la signora Zambelli? Sì, io volevo sapere se avete già deciso per il ritiro e se sì, dove? Sempre là. Sempre Tarvisio. E come periodo si sa già? L'ho chiesto proprio stamattina, 10 A breve, minuti. sì. Ossia? Non so, devono Dobbiamo decidere la data. La data ancora non è definita. Se abbiamo modo, se Ma abbiamo l'inizio modo, della, c'è la possibilità della faremo preparazione. Sempre in luglio? Prima sì. Adesso vediamo se l'ultima settimana di luglio o la penultima, dobbiamo vedere anche che tipo di squadra faremo, perché se daremo una continuità importante al gruppo si può partire anche l'ultima settimana, perché il lavoro tattico è già avanti, c'è già il lavoro di un anno dietro e quindi già perderci meno tempo. Se il gruppo sarà invece molto più rinnovato, bisognerà magari pensare a una settimana prima. Sbaglio delle cose. Sono d'accordo. Comunque tramite i canali informativi della società di comunicazione verrà data ampia comunicazione nei tempi giusti, necessari a tutti. C'è qualche altra domanda? Andrea? Riccardo? È obbligatorio quest'anno fare la juniores nazionale, vi state attrezzando anche per questo, immagino, perché sovente le due cose si sposano, se una buona juniores puoi anche fare bene. Credo che il signor Alessio abbia sia le capacità che le conoscenze giuste per allestire una juniores nazionale dignitosa. Sì, come detto, adesso sicuramente è troppo presto, tante domande, la risposta sicuramente sarebbe anche affrettata, quindi quando ci sarà il tempo giusto le risposte saranno ben chiare, che è la cosa più importante. In questo momento l'unica cosa che possiamo dire è che a breve ci attiveremo, come giusto che sia, per organizzare tutto in modo funzionale, che tutte le cose si incastrino alla perfezione per creare una macchina che vada spedita. Con tutte le potenzialità che abbiamo a disposizione dobbiamo massimizzare tutto quanto e creare qualcosa di importante alla base di questa società. La parola per chiudere, Presidente, penso che siamo così a posto con le domande. Sì, niente, io intanto rinnovo un ringraziamento al fatto che costantemente ci seguite e a parte qualche commento che ogni tanto ci fa riflettere, credo che ci vogliano abbastanza bene, no? Allora, ci siamo fatti anche voler bene, no? Sì, lo so, ma è sempre bello nel caso che venga da loro, no? Poi se li sproniamo magari anche scrivono qualcosa di più bello ancora. E niente, sono felicissimo perché non era facile, cioè non era. Io ho azzardato quella volta a dire questo, convinto di quello che portavamo come esperienza da imprenditori, però non è detto che uno più uno fa due, no? E quindi questo risultato ci riempie di orgoglio, siamo felicissimi. Ci sono, mi pare, 9 campionati in Italia di Serie D, più o meno. 9 gironi, ci sono 180 squadre, più forse altre 60 di Serie C, fa 200 e qualcosa, più altre 40 fra E B, fa 300. Ci sono 8.000 comuni in Italia, siamo fra i primi 300, io faccio questi conti qua, che forse anche a Gianluca piace fare sempre conti e dire numeri, no? Statistiche. E quindi sì,
credo che abbiamo fatto una cosa importante, non dimentichiamoci del femminile. Cioè, Portogruaro 25.000 abitanti, ma forse a Portogruaro ce ne sono 12-13.000. Ci sono delle frazioni che sono dei paesi che a volte sono come dei comuni, perché mi viene in mente di Sumaga è una frazione, ma forse anche no. Pozzo ha una sua storia e anche forse qualcuno che la sta rendendo con strutture più importanti di Portogruaro, senza far nomi e cognomi. Quindi Lubiana è una cosa a parte, cioè, Portogruaro alla fine ha un bacino di utenza di 15.000 abitanti. Mi viene in mente Viale Trieste, ci sono 4.000 persone che ci vivono e sembra che una volta il Bronx a Portogruaro era via Aldo Moro, adesso si è trasferito dall'altra parte. Si fa poco e niente per sistemare, per dare un qualcosa di dignitoso. A strutture sportive non c'è niente, non è che non mi voglio candidare sindaco perché non avrei tempo, però ci sono tante cose da fare, lo sport purtroppo è un po' penalizzato da questo punto di vista, quindi noi cerchiamo di arrangiarci con quello che possiamo dare noi direttamente, quello che la nostra società e molti amici fornitori ci danno, e cerchiamo di fare quello che possiamo il meglio possibile. Questo è quello che è il messaggio. Spero che i numerosi imprenditori di Portogruaro si avvicinino a questa società, perché non è che dà dei ritorni economici, ma forse un po' di immagine. Adesso che giriamo almeno il Triveneto e credo anche la Romagna, se si conferma almeno una squadra fra Cattolica, non so se è retrocessa o se la ripescano, insomma. Quindi un po' di visibilità te la dà, e soprattutto aiuti anche magari dei giovani che invece di stare a casa a guardare il telefonino e a fare stupidaggini perdono qualche ora sull'erba a respirare l'odore del fango, che è un bel ricordo. È un buon profumo. È un buon profumo. Bene, grazie ancora per essere intervenuti. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro.